Ciao a tutto il team, A tutto IT. è l'8 aprile 2017, sono le 10:44. E beh, Niente, volevo dire a tutti quei ragazzi e quegli uomini che non sono fidanzati, continua. che stanno cercando una ragazza che o per fidanzarci o per comunque scoparci, come è giusto che sia, Mm? e lei vi manda negativo. Nel senso che te lo pala. Non deprimetevi, non andate a casa a riempirvi di pippe, Quando pigli pal, non deprimersi e non andare a casa a riempirsi di pippe. ma fate come faccio io, andate a puttane. Andate a puttane. Cioè, che significa? Nel vero senso della parola, Cioè, proprio l'appagamento. prendete un giornale, Tengo chi su qua va buono. andate su internet, Sì, forse è meglio. pigliate la macchina, andate a Viale Tor di Quinto, andate a Viale Marconi e vi scegliete una bellissima puttana. Andare fino a Roma per scegliersi una puttana. Ma faccio prima chi in coppa domiziana. Ce ne stanno tantissime, poi molte sono veramente molto belle, Ma a livello di tizza e culo come stanno mise? tette e culi fantastici. A posto. Però poi ci dovete andare comunque con le dovute precauzioni, mi raccomando, Portare preservativi no MD. per non prendervi qualche malattia. E invece a livello di prezzi? E poi comunque i prezzi sono svariati, Tipo da quanto si parte? si parte dai 5.000 Sì, la faccio lo cazzo. euro, sì, si parte dai 5 euro Ah, mo sì, perché sennò hai voglia di rimanere in coppa di porn. per arrivare ai 25, ai 30, ai 50, ai 100, ai 500. Insomma, ce n'è per tutte le tasche. Con 5.000 euro vi scopate Belen Rodriguez, Sì, perché poi Belen Rodriguez si mette a fare puttana e mi sa via a Roma. A fa, ma a Milano in da televisione. E così guadagni più. con 10.000 euro vi scopate Jennifer Lopez. Ah, ecco, perciò non ha sopra né più che canzone. Mi si è messa a fa a vita. E con 50.000 euro infine vi potete scopare la regina Elisabetta d'Inghilterra. Ma chissà chi va che la vecchia? La darei a te 50.000 euro, casomai. Comunque, questo è il mio, quello che volevo dire, mi raccomando andate a puttane, Tanto mo i prezzi conoscete. per adesso è tutto, buon proseguimento di giornata e hasta la vittoria. Hasta la figa, stiamo dicendo. De che mostra.